La città dei veleni. Vicenza soffoca sotto a un cumulo di polveri sottili. Nome in codice PM10. Particelle di inquinamento talmente piccole da penetrare nei bronchi e nei polmoni. Oggi Legambiente ha annusato che aria tira e i risultati per le strade e le piazze valgono la maglia nera in Veneto. Abbiamo aderito a questa campagna malaria girando oggi per la città con uno strumento che rilevava un naso artificiale per rilevare l'inquinamento di PM10 e PM2,5 in città. Dai rilevamenti che abbiamo fatto fino adesso, sì, Vicenza è la città che ha dato i risultati di qualità dell'aria peggiori. Abbiamo avuto valori di concentrazione di PM10 che si aggirano intorno ai 70-75 microgrammi su metro cubo, a fronte di un limite di legge stabilito intorno ai 50. Le vittime predilette delle polveri sottili sono i bambini e gli anziani. I bambini essendo anche in una fase di crescita e di sviluppo, sono sicuramente i più esposti, sono soggetti più sensibili. Così la campagna malaria porta un verdetto netto. A Vicenza, più che in ogni altro centro del Veneto, c'è bisogno di costruire piste ciclabili e di sostituire il più possibile l'uso dell'automobile con l'autobus. Il problema è quello di dare sostanza alle politiche sul trasporto pubblico locale, invece da Stato e Regione in questo momento le risposte sono esattamente nella direzione opposta, quello del taglio, ragion per cui i comuni sono nell'impossibilità e si trovano semplicemente a dover rispondere ai cittadini di cose che non possono fare.